Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ormai il sindaco di Milano, Beppe Sala, parla come un qualunque capetto della sinistra. Eh sì, perché finché a bocciare l'idea di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi sono i giovani del PD, qualche scalmanato rosso-verde di Bonelli Fratoianni, un'oscura consigliera comunale del PD di Biella che ha detto piuttosto li si dovrebbe intitolare un centro massaggi, peraltro prendendosela con un'intera filiera economica, non so cosa abbia la signora in questione contro i centri massaggi, ma fin qui siamo nella commedia ideologica italiana. Quando però interviene il sindaco di Milano parlando dell'aeroporto Malpensa e di Berlusconi, scusate, ma cambia un po' il cinema. Cosa ha fatto Sala? Sala mettendo davanti cavilli burocratici, sostiene che non è arrivata una PEC alla società SEA che gestisce l'aeroporto, partecipata in parte dal comune, quindi non è così che si fa, insomma menate da Zecca Garbugli, per poi arrivare al punto e chiedere retoricamente ma ci siamo chiesti se questa intitolazione è una buona cosa o no? Lo capiamo che ha delle conseguenze. È una buona cosa intitolare a Berlusconi l'aeroporto per la reputazione dell'aeroporto e di Milano o no? Allora, caro Beppe Sala, ti serve forse un ripassino veloce proprio di cronaca e storia basilare sulla biografia di un tuo concittadino, perché Silvio Berlusconi è un tuo concittadino, è milanese ed era, come dire, a giudizio di chi parla, incarnava il meglio dell'antropologia meneghina, ma comunque era proprio milanese al 101%. Ebbene, Silvio Berlusconi è un milanese che, tra le altre cose, ha rivoluzionato il concetto dell'abitare e portato in Italia un nuovo modello di costruzione di città, perché ricordiamo che è un milanese che vide una landa desolata e dice: qui sorgerà una nuova città. E poi nacque Milano 2 e poi nacque Milano 3. Silvio Berlusconi è un milanese che in questo paese ha rotto il monopolio statale e statalista della televisione. Cioè prima della traiettoria imprenditoriale di questo milanese c'era solo la RAI, c'era solo la TV di Stato, un po' come accade, come dire, nelle autocrazie, cioè non esattamente nelle democrazie liberali e pluraliste. Ecco, rompere il monopolio statalista della TV è stato un merito storico oggettivo, addirittura un merito culturale di Silvio Berlusconi. Ha portato in Italia la modernità, la libertà di impresa anche nel settore delle telecomunicazioni, quel pluralismo liberale di cui si riempiono tanto la bocca i suoi oppositori, in Italia l'ha sdoganato anche lui, sul principale mezzo di comunicazione del secondo Novecento l'ha sdoganato anzitutto lui. Dopodiché Silvio Berlusconi è un milanese che un bel giorno ha comprato una squadretta che si chiamava Milan, che aveva i libri in tribunale in quel momento, e ne ha fatto una delle più grandi pagine di epica sportiva del mondo, anche proprio rivoluzionando i canoni imprenditoriali, anche gli antropologici del calcio, che è la più grande industria dell'intrattenimento nazionale, cioè non è una come dire, cosetta collaterale. E anche nel calcio c'è un prima e un dopo Silvio Berlusconi. E infine Silvio Berlusconi è un milanese che quando non c'era nulla tra gli ex, tra molte virgolette, visto che
si definivano tali fino alla mattina prima e avevano ancora la falce e martello nel simbolo. Quindi tra i cosiddetti ex comunisti e il potere non c'era nulla, perché nel 94 non c'era nulla, perché la cosiddetta stagione di Tangentopoli aveva fatto piazza pulita dei partiti liberali atlantisti della Prima Repubblica. Questo milanese si inventò in pochi mesi un partito sostanzialmente dal nulla, sbertucciato da tutti. Tutti pronosticavano la sua fine imprenditoriale, anche umana. Ricordiamo Massimo D'Alema andrà a chiedere l'elemosina fuori dalle chiese. Sappiamo tutti come è andata a finire. Forza Italia vinse le elezioni del 94. Nacque il centrodestra contemporaneo, così come lo conosciamo, il centrodestra della Seconda Repubblica. Tra l'altro Sala dovrebbe ricordarselo, visto che ha avuto un incarico non secondario in Expo, non faceva esattamente l'usciere, in quota centrodestra. Senza quel milanese non avrebbe mai avuto nemmeno questo incarico. Ma al di là delle quisquiglie personali, ci deve spiegare il sindaco di Milano quale altro milanese nel secondo Novecento può vantare questa pluralità di avventure, di successi, di snodi economici, storici e sì anche culturali del paese segnati dalla propria impronta. E non crediamo siano tantissimi. Quindi Sala abbia un colpo di reni, per favore, esca dalla tifoseria per cui si è intoppato tra i tanti capetti del PD e torni a fare il sindaco di Milano. Grazie a tutti, a domani.